Coltivare passo dopo passo un percorso inaspettato valorizzando i giovani e sempre però dietro l'angolo quell'insidia delle squadre in difficoltà. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Aspra, 17ª giornata del girone A di eccellenza siciliana, una chiusura d'anno e una ripartenza alla grande per il Castellammare al quinto posto in classifica in zona playoff per una società che ha il solo pensiero di salvarsi. Oggi arriva l'Aspra, ultimo a pari punti con il Mazzara che cerca di puntare sugli arrivi del mercato e sul pareggio contro l'Athletic Palermo. Le due formazioni, entrambe con il 4-3-3, il Castellammare in tenuta nera e pantaloncini neri. La squadra di Giuseppe Mione si presenta con Di Paola in porta, in difesa da destra verso sinistra Cagliozzo, Caronia, Lampo e Riccardo Tarantino. Centrocampo Milana, Pizzolato e Musso. In attacco Ganci, Ba e Calagna. A disposizione in panchina ci sono Cacciatore per la porta, poi Amato, Cardinale, Cinà, Frisella, Salvo Messina, Taibi. Infine Danilo e Mattia Terranova. L'Aspra invece risponde in tenuta giallo-verde con pantaloncini gialli. In panchina c'è il preparatore atletico Marco Tagliareni al posto di Giancarlo Ferrara squalificato. Questa sarà la prima delle due partite che salterà. Dopo il rosso contro l'Athletic Palermo, Sisè in porta, Terrasi, Piscopo, Giuffrida e Giuseppe Tarantino in difesa. Costantino Palazzo e Nicosia a centrocampo, Giglio, Bonanno e Domenico Messina in attacco. A disposizione in panchina Crisafulli per la porta e poi Marciante, Morana, Palmeri, Balsameli, Santaguida, Barbera, Sagnong e Tomasino. L'arbitro è Rosario Pavano di Enna, assistito da Elisabetta Gianquinto e Flavio Minaudo, entrambi della sezione di Marsala. Partita a porte chiuse qui a Castellammare del Golfo, siamo nella provincia di Trapani, arrivata alla fine della settimana la negazione da parte della questura di Trapani per l'accesso ai tifosi per lo stadio. Tutti comodi, è iniziata Castellammare Aspra subito con questo tiro che finisce sul fondo da parte dei gialloverdi con Giglio. Si riparte dal fondo con il rinvio di Samuele Di Paola. Questo è il match che rappresenta uno dei due anticipi di questa 17ª di campionato. Si sta giocando anche Athletic Palermo Oratorio Marineo, con il Marineo in vantaggio da 3 minuti. Partita però iniziata alle ore 14:30. Mione ha fatto 2 cambi rispetto alla scorsa partita, la vittoria di Mazzara del Vallo contro il Mazzara per 5-1, l'inserimento di Musso a centrocampo e il ritorno da titolare di Gianni Calagna. In cambio soltanto invece nell'Aspra per Ferrara, con il ritorno di Palazzo in mediana dopo aver scontato la squalifica. In panchina ci sono Barbera e Sagnong. Invece nel Castellammare, oltre a Salvo Messina, ci sono Danilo e Mattia Terranova, che hanno subito di recente purtroppo un lutto in famiglia con la perdita della nonna. Siamo vicini entrambi i ragazzi. Fallo subito da Rosario Costantino. Sarà punizione per l'Aspra, che sembra essere partito bene subito dando pensieri alla difesa avversaria. Pallone ancora di Costantino, cerca di allontanare il Castellammare, riceve Va, doppietta per lui contro il Mazzara, la prima di questa sua stagione, salito così a 6 gol in campionato. A spallate sia Ganci che Bonanno.
rimessa laterale ancora per l'Aspra. Pochi presenti qui nella parte, nella zona della tribuna dello stadio, con l'accesso riservato ai dirigenti e alla stampa. Dato l'incontro a porte chiuse e probabilmente potrete sentire le indicazioni di Giancarlo Ferrara e i suoi. La conclusione provata da Calagna, pallone che rimane in mezzo al campo, Aspra che prova ad andare a sinistra, sale Domenico Messina, a destra sale Giglio, ha segnato Nunes Correia nel Marineo, è lui il marcatore in casa dell'Athletic Palermo. Nel corso dell'altro anticipo che si sta giocando questo pomeriggio, le altre partite si giocheranno durante il pomeriggio di domani. Si parte alle ore 14:30 con la sfida tra Folgore Castelvetrano e Supergiovane Castelbuono, poi alle 15 il resto del programma con Geraci Accademia Trapani, Don Carlo Misilmeri Unitas Sciacca, Fulgatore Mazzara, Mazzara 46 Pro Favara e Nissa Casteldaccia. A comandare la classifica sempre la Nissa di Nicolò Terranova a +6 sulla Pro Favara seconda a 40. Nella zona playoff assieme a Mazzara 46, Super Giovane Castelbuono e Castellammare. Castellammare ha 25 punti, sono 2 i punti di distacco dalla Super Giovane a 27 al quarto posto. Va il passaggio per Musso che va fino in fondo, parata facile per Lamin Sisé, arrivato proprio dalla Pro Favara nel corso del mercato di dicembre e gennaio. Pro Favara che di conseguenza si è andata a rinforzare con l'ingaggio di Tommaso Scuffia dalla Serie D. Sisè che è stato tra l'altro cercato anche in estate dall'Aspra, che poi ha virato su Mirko De Miere. Adesso l'opportunità c'è stata per portare Sisè in giallo-verde. Aspra che nella prima parte di stagione ha avuto come portiere titolare Mirko De Miere, adesso al Gemini in promozione. Sale Calagna il tiro, ancora Sisè, parata bassa, leggermente più impegnativa rispetto a quella di prima. Siamo sempre lì. Castellammare, come dicevamo, quinto a 25 punti, Aspra ultima invece a 8 punti, assieme al Mazzara, con il Fulgatore a 10 sopra la squadra di Ferrara. 6 punti in più per l'Accademia Trapani a 16, Casteldaccia a 17, qui si chiude la zona play-out con l'Oratorio Marineo pure a 17 punti, ma con le caratteristiche della classifica a favore. Poco fa avete percepito un po' il mood con l'Aspra che ha reclamato un fallo in zona offensiva. Adesso il Castellammare avanti con Calagna, sale Milana. Calagna preferisce insistere, il suo cross attraversa tutta l'area di rigore, poi dall'altro lato il tiro svirgolato da parte di Riccardo Tarantino. Altro tentativo della squadra di Giuseppe Mione, allenatore che ha chiuso la propria carriera da attaccante qui, è iniziata la via da allenatore con il periodo di transizione da allenatore e giocatore. Ganci, riparte il Castellammare con Riccardo Tarantino. Musso
po' infastidito da Gio. Riparte dalla difesa la squadra di casa. Cagliozzo, traversione, il colpo di testa di Bonanno, pallone di Gio che si va a scontrare con Carania, cerca di chiarirsi subito con l'arbitro, il centrale del Castellammare, e comunque calcio di punizione per l'Aspra, con Bonanno che agisce un po' nella linea di centrocampo, seppur abbia la numero 9 sulle spalle. Non c'è una vera prima punta in campo, a differenza del Castellammare che punta su Malik Ba. Alla battuta Giuseppe Tarantino col mancino, Costantino con il destro, barriera a 2 per il Castellammare formata da Calagna e Ganci. Parte Tarantino verso il primo palo, l'uscita di Di Paola ad anticipare Gio. Arriva subito il possesso per Calagna, serve Pizzolato che deve effettuare qualche straordinario. La giocata di Palazzo, l'intervento con il tocco da parte di Calagna, rimessa laterale, l'Aspra rimane in proiezione offensiva con la rimessa laterale affidata a Giuseppe Tarantino. Rimessa corta con la sponda di Domenico Messina, arrivato nell'ultima sessione di mercato ma per la prima volta in estate. Ha praticamente giocato l'andata dei 16esimi della Coppa di categoria, poi è tornato alla Parmoval, ha fatto 10 gol, 9 in campionato, 1 in Coppa, e adesso è tornato all'Aspra. Lui che nel corso della sua carriera ha fatto praticamente soltanto eccellenza, tranne un'esperienza a Carini. Costantino prova a rubare il pallone Calagna, anche lui ex Pro Favara, tornato in Sicilia dopo un'esperienza fuori. Sponda di testa è abbastanza solida per Ganci che si fa fermare. L'intervento di Giuffrida. Insegue il pallone che ha il rimbalzo strano, pallone a 2, punizione aspra con la caduta di Nicosia. Protesta, lo ha detto Mignone nella conferenza stampa post Mazzara, deve controllare il suo carattere, per il resto può soltanto migliorare, deve eventualmente ambire a qualche categoria più importante rispetto all'eccellenza. Giuseppe Tarantino dietro, rischiando nella zona di Piscopo. Con la rimessa guadagnata dalla Castellammare sotto le proteste dell'Aspra. Milana, battuta su Calagna, Milana poi la lancia in aria, solita sponda, stavolta con il petto. Calagna si ferma, è praticamente circondato da maglie giallo-verdi, riparte da capo il classe 2001. Caronia, il tocco di prima di Riccardo Tarantino ad allungarsela da solo, effettuasi il cross ma il pallone è già uscito. I primi 10 ormai che se ne sono andati, sempre 0-0 al Matranga. Il lancio lungo di Sise, colpo di testa di Leonardo Musso per che non può sgasare sulla fascia, adesso sì, evitando Bonanno, sterza sul mancino, poi si appoggia su Musso,
cross a rientrare, secondo palo, stava diventando molto pericoloso con l'attacco da parte di Ganci verso il secondo palo, pallone che finisce nel fallo laterale. In questa stagione queste due squadre, Castellammare e Aspra, si sono riaffrontate nella storia dopo più di 20 anni. Era la fine degli anni 90, entrambe militavano in prima categoria. Adesso in questa stagione si sono ritrovate in eccellenza. L'andata finì con il risultato di 1-1. Segnò Salvo Messina per il Castellammare. Aspra che poi ha trovato il pareggio con Gio. Si è rivolta alla tribuna da Giancarlo Ferrara a Marco Tagliareni, il preparatore atletico dell'Aspra, che oggi ha il suo gettone da allenatore. Occhio al Castellammare con Ganci che riesce ad effettuare il cross, davanti la porta, sbaglia, ma si è trovato in posizione di fuorigioco l'attaccante classe 99. Resta però nella mente un gol mangiato con tutta la buccia per Malik Ba. Mani sul viso, ancora ci pensa infatti. Doppia fortuna per l'Aspra, sia con il potenziale gol subito ma sbagliato davanti alla porta e poi la segnalazione di fuorigioco. Dopo un avvio positivo per l'Aspra, adesso è il Castellammare a tenere di più il pallone. Caronia. Musso appoggia dietro. Adesso Cagliozzo, pallone per Milana. Viene un po' giù Musso. Il lancio verso la profondità. Mette fuori di testa Piscopo. In gol contro l'Athletic Palermo. Il momentaneo vantaggio dell'Aspra sugli sviluppi di calcio d'angolo. Aspra che poi ha subito il pareggio a un quarto d'ora dalla fine con il calcio di rigore trasformato da Manfred. Giuseppe Tarantino e Palazzo scambiano il pallone, poi va verso l'interno Tarantino, non trova nessuno. Domenico Messina. Cerca il rimpallo vincente, l'ex Parmonval. A un passo dai 70 gol in carriera. Aspra che punta sulla sua esperienza, anche se nelle ultime esperienze in eccellenza ha un po' faticato. Occhio alla conclusione, in mezza acrobazia potremmo dire così. Non proprio vicino alla porta, questo tentativo da parte di Nunzio Nicosia. Rilancio forte di Paola proprio su Ba, che si appoggia dietro da Musso. Pallone per Milana. Gioca di più verso la fascia di destra il Castellammare. Calagna, cross. Riccardo Tarantino ritorna dal fuorigioco. Si alza la bandierina del primo assistente, Elisabetta Gianquinto.
Sise, rinvio un po' centrale, Domenico Messina si libera così della pressione di Caiozzo, poi il pallone arriva nella zona di Caronia e Caiozzo può passarla che a sua volta non aggancia benissimo. Piscopo regala il pallone a Caiozzo, si muove il Castellammare, Caiozzo può salire più liberamente, ecco il suo cross, secondo palo, l'aggancio da parte di Ganci, scusando il gioco di parole, con un'opportunità che poteva essere sicuramente più concreta verso la porta di Sise. Il colpo di testa di Gio, nulla da fare, qui c'è il fallo subito da Riccardo Tarantino, il fischio dell'arbitro per il calcio di punizione. Lancio lungo a cercare Ba, lo disturba Giuffrida, pizzolato, si chiama un tocco con il braccio in mezzo al campo. Musso, la presa veramente al limite Riccardo Tarantino, evitando la rimessa laterale per gli avversari. Ba, Lampo sale, poi serve Ganci, si allarga Riccardo Tarantino, pizzolato, riceve al limite, vince il rimpallo contro Bonanno, pallone allargato, il cross di Riccardo Tarantino, secondo palo, sono disponibili a staccare, erano in 3 in quella zona di campo, pallone salvato da Musso, cross basso, la conclusione voluta da Ganci, si reclama un tocco con la mano in piena area di rigore, la botta voluta da Ganci, sale Gio dall'altro lato, fallo, fischio dell'arbitro, c'è il cartellino giallo. Si stava invollando verso la porta Gio, classe 2004, avete un po' sentito Marco Tagliareni nel voler collaborare con Giancarlo Ferrara. Medicato, mezzo al campo Raffaele Gio, dopo l'intervento falloso da parte di Lampo. Palazzo alla battuta di questo calcio di punizione, battuto corto, Costantino, il lancio lungo di Giuffrida, pallone ricevuto da Nicosia, spazza Musso per far andare Ganci, si scontra con Giuffrida, altro cartellino giallo in vista, ammonito l'ex Atletico 1994, squadra da cui è arrivato nell'ultima sessione di mercato, prima parte di stagione nel girone B. Da una punizione all'altra
Adesso l'ha conquistata il Castellammare. Un ammonito per parte, dunque, prima lampo, poco fa Giuffrida. In 2 a battere questo calcio di punizione con Calagna che va col mancino, colpo di testa provato da Caronia. Domenico Messina spazza, cerca Gio, colpo di testa di Caiozzo, il pallone è ancora vivo, Costantino, palleggio, colpo di testa, fuori però, con Ganci a controllare. Milana, serve Musso, il movimento per ritornare da Caiozzo e lui a fare il mediano rispetto a Pizzolato. Il capitano del Castellammare sull'interno di sinistra a fare la mezzala. Sale ancora l'Aspra, la salita di Terrasi, fermata, ancora Terrasi a lottare, ce la fa in qualche modo a servire Gio, sale Messina dall'altro lato, Gio davanti di Paolo, il pallone dentro e il gol di Domenico Messina. L'Aspra passa avanti al 25esimo con il gol di Domenico Messina che torna a segnare in eccellenza, 1-0. La sblocca l'Aspra con il gol numero 11 in stagione da parte di Domenico Messina, che fa così 70 in carriera e fa 1-0. Ancora Messina che sembra essere in forma questo pomeriggio, servito però troppo forte qui Gio. Milana, l'appoggio di Pizzolato per far correre Milana che gira dall'altro lato con il possesso di Riccardo Tarantino, un po' fermato da Terrasi, cross di Tarantino in mezzo, colpo di testa di Ganci, risponde Sise, risponde il Castellammare soprattutto con la reazione in seguito al gol di Domenico Messina. Arrivano comunque incoraggiamenti per Ganci nel tentativo con il colpo di testa. Pizzolato fermato dal tocco di Nicosia, Castellammare che riparte da Caiozzo, servizio in mezzo al campo, Musso si gira, si libera bene di Gio, Riccardo Tarantino prova l'ennesimo cross, deviazione di Terrasi, calcio d'angolo per il Castellammare. La battuta del calcio d'angolo, secondo palo, la presa di Sise.
Giochiamola, dice Tagliareni al suo Aspra. La sponda di Costantino. Nicosia, lancio lungo a cercare Gio. Fermato da Caronia. Che la butta in fallo laterale. Prende secondi l'Aspra con la battuta affidata a Terrasi. Nel frattempo si scalda Frisella a bordo campo, lato Castellammare. Squadra che oggi deve fare a meno soltanto di Adamo. Occhio a Va, il destro in diagonale, la risposta di Giuffrida. Ancora la squadra di casa con Milana e Musso, ancora Milana dietro Caiozzo. In mezzo al campo da Pizzolato. Caiozzo guarda con attenzione Ganci per servirlo lungo. Non ce la fa, trova il muro degli avversari. L'arbitro nel frattempo richiama Musso per un intervento precedente. Tutto chiarito nel giro di qualche secondo. La battuta di Giuseppe Tarantino e Domenico Messina. Dicevamo 70 in carriera oggi dal punto di vista realizzativo. L'ultimo gol in eccellenza lo realizzò con la maglia dell'Unitas Sciacca contro l'Enna, finì 1-1 nella scorsa stagione, alla 20ª giornata. Anche la prima gioia con la nuova maglia. Colpo di testa di Musso. Non c'è un vero e proprio detentore del pallone. Ecco il cross di Riccardo Tarantino, dall'altro lato arriva Milana, colpo di testa. È un po' corto però per Calagna, che comunque si infila. C'è l'intervento di Bonanno, che riesce a proteggere e guadagnare il fallo. Il rinvio di Sise, colpo di testa di Caiozzo, c'è anche quello di Pa, in più quello di Bonanno. Il possesso di Calagna che gira dietro da Milano, ancora Caiozzo, profondità, Va, il colpo di testa c'è, ma è di Piscopo. Palazzo, Pizzolato in mezzo al campo, Costantino può andare. Domenico Messina, si allarga Bonanno, ancora Messina, serve rapidamente e allo stesso tempo si va a prendere il fallo, perché Messina aveva calcolato i suoi tempi e quelli dell'arrivo dell'avversario verso di lui, quindi il suo con il pallone lo aveva fatto, e anche nell'economia della squadra, prendendosi questo calcio di punizione. Palazzo finta nella battuta, adesso può andare. Pizzolato colpisce male il pallone, Ganci recupera Domenico Messina, la sua punta però è per Milana, pallone che finisce fuori.
Si rimane sempre in zona con la battuta per Giuseppe Tarantino, la gestione di Bonanno. Questa volta la rimessa è per il Castellammare. Pallone alzato. Giuseppe Tarantino, lampo di testa, Calagna, Ba. L'attacco da dietro di Palazzo regolare, resiste comunque Malik Ba, che va in mezzo a due, sale in fascia, tacco dietro, sempre per lui, resiste alla carica di Giuseppe Tarantino e poi gira tutto da Giuseppe Pizzolato. Riccardo Tarantino, destro-sinistro anche da parte sua, Tarantino si fa un altro po' di metri, poi calcia, pallone lento al lato della porta di Sise. Dalla fascia destra, quella sinistra, il Castellammare, sia Ba che Riccardo Tarantino hanno avuto la giocata personale, il dribbling vincente per andare alla conclusione. Palazzo pressatissimo da Calagna, calcio di punizione per l'Aspra. Come dicevamo, soltanto Adamo indisponibile lato Castellammare. Nell'Aspra c'è Priola infortunato, oltre ai due lungodegenti Paolo e Giovanni D'Amico. Lancio lungo, Sise, prima di Ba. Ultimi 10, poco meno, più recupero, e sarà fine primo tempo. Di testa lampo nella zona di Riccardo Tarantino, poi possibile da prendere, e allora rimessa Aspra. Di testa Riccardo Tarantino, pizzolato, Bonanno recupera per l'Aspra, Palazzo gira da Giuseppe Tarantino, cross sventagliata, stava arrivando Costantino verso il secondo palo, Palazzo perde il possesso e allora Ganci dietro il Castellammare con Milana, Calagna, ancora Milana verso l'interno, Mussola alza a cercare Ba, che guarda fino in fondo il pallone, stop a seguire, pressato da Piscopo. C'è il fischio dell'arbitro. Reclamata la decisione del primo assistente. Gianquinto di Marsala, calcio di punizione segnalato all'arbitro. Chiede ancora qualche spiegazione Costantino. Due in barriera per l'Aspra. Tutti dentro ad aspettare il mancino di Calagna. Parte adesso verso la porta Sise, fondamentale in calcio d'angolo. Stava andando verso l'incrocio più lontano col pallone, la smanacciata di Lamin Sise, altro angolo, secondo palo, Calagna ripropone, dentro non c'è nessuno, allontana Costantino.
La proposta di Musso, fuori gioco però dall'altro lato per Ganci. A giocare con la Barbie, a giocare! Ma siamo! Fate una bamba, poi si deve fare la segnalina. Iniziato da poco il secondo tempo di Athletic Palermo Oratorio Marineo, l'altro anticipo che si sta giocando nel corso di questo pomeriggio, risultato ancora solo 0-1 per il Marineo. Occhio a Calagna, un po' solo, calcia con il sinistro Sise in due tempi, la tiene lì il portiere dell'Aspra che fa ripartire i suoi con Giuseppe Tarantino. Piscopo, ancora Sise, occhio all'attacco di Calagna, Sise con il piede a rilanciare, possesso però per il Castellammare. Domenico Messina scivola ma riesce a passarla, adesso Nicosia. Giglio fermato con una serie di rimpalli. Milana rischia un po', si va da Riccardo Tarantino, lancio lungo, la spallata di Giuffrida nel servire Terrasi che si rifugia da Sige. Pizzolato, sempre ragionata la ripartenza del Castellammare con il possesso in difesa. Milana, ancora Cagliozzo, calibra il lancio lungo, non si muove nessuno in profondità. Pallone per Sise, anche lui a prendersi qualche secondo prezioso. Dietro la sua porta sono presenti una quindicina di tifosi a guardare la partita dall'esterno dello stadio. Ancora Cagliozzo, Palazzo prima di Va, cadendo. Ancora Va, pallone a due assieme a Bonanno, commette fallo però l'attaccante del Castellammare. Sise, Cagliozzo prima di Domenico Messina, ganci, spazio per il Castellammare, Va, pressione di Giuffrida e conseguente punizione. Riccardo Tarantino vuole il cross, lo effettua lungo, alla fine Milana la colpisce di testa, va un po' verso l'esterno nei confronti della porta. Domenico Messina la tocca Pizzolato, anche Giuseppe Tarantino per Messina, il recupero di Pizzolato, fallo di Domenico Messina, si prende il cartellino giallo l'autore del gol che sta conducendo l'Aspra sul vantaggio. Pizzolato è caduto un poco dopo rispetto al contrasto di Messina, il contatto c'è stato comunque. Terzo giallo dunque del match, dopo quelli a lampo del Castellammare e a Giuffrida, anche lui dell'Aspra.
dov'è Giuseppe, chiedi dov'è. Vieni lo sa. Giuseppe Tarantino per questa rimessa laterale, l'appoggio di Milana a consegnare tutto su Nicosia. Lancio lungo di Giuffrida, l'anticipo di Lampo, fuori. La protezione del pallone di Nicosia a lanciare Gio lungo la fascia. L'Aspra però non la mantiene in campo. Potrebbero esserci giusto un paio di minuti di recupero. Per l'interruzione che c'è stata in seguito alla munizione di Lampo con un giocatore dell'Aspra a terra. Adesso Gio prova il tiro a giro, leggermente deviato, arriva facile per Di Paola. Milana, il lancio con Piscopo in contrasto, pallone adesso per Bonanno, trova la deviazione. Infatti sono proprio 2 i minuti di recupero concessi dall'arbitro. Arbitro che richiama Giuseppe Mione. Basta protestare. Queste le parole di Pavano di Enna nei confronti dell'allenatore del Castellammare. Riccardo Tarantino, scambio con Lampo. Adesso il lancio lungo, sempre cercato Malik Ba, che sfida gli avversari, la passa verso l'interno, scivolata importante di Bonanno. Caronia, Lampo, sterzata, Calagna, Ba, occhio alla zona tiro, Calagna stava arrivando a Ba, nonostante i vari rimpalli. Costantino fa correre Gio, si muove l'Aspra, sale dall'altro lato Domenico Messina, infatti Costantino lo cerca. Messina si è andato ad accentrare, il pallone invece era proprio diretto verso la fascia. La Castellammare cerca qualcosa di sostanzioso prima di rientrare negli spogliatoi. Giuffrida, Palazzo, cercato Gio in profondità, non è stata perfetta questa palla, l'ho toccata con la testa, non era perfettissimo con i tempi, ma ci è voluto poco. Finisce qui il primo tempo di Castellammare Aspra 1-0 per gli ospiti. Sta decidendo il gol di Domenico Messina al 25esimo su assist di Gio. Risultato prezioso per l'Aspra, così rientra negli spogliatoi in vantaggio. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo.
Prova ad approfittarne il Purgatore con questa palla in profondità da parte di Todaro a cercare Stabile che la mette in mezzo. Opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi, va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantus, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone, avanza Cirone, pallone dentro a cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus, pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, poi Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, mette il pallone e 1-0 di Torres, Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Doveva giocarla ancora il Purgatore, Razak, buona qui l'apertura, Spano, la palla che si perde al lato, Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato, fischia l'arbitro, parte Razak, telefonata per Spangone. Fischia parte Cirone, il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro, gol del Purgatore al 70°, la tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo, poi Suarez prova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo da battere Belecco, cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina, Jantus va via e poi 3-1, Grandis, mette lui il punto esclamativo, Laureano Grandis, ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus, conosciamo tutti le sue potenzialità ormai, no play del Purgatore, intanto Jantus va a cercare profondità Diallo può andare in porta, Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo, esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Purgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. Il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro.
perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Folgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere, che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo, fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare. Quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito te in area di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso che Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnava un bel po' di tempo e ha detto se la metto dentro e grazie a lui ho fatto il
È iniziato il secondo tempo di Castellammare Aspra, l'anticipo della 17ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. 1-0 per l'Aspra. Sta decidendo al momento il gol di Domenico Messina al 25esimo. Un'azione tutta nata dal recupero di Gio. Si è centrato una volta entrato in area, è servito in mezzo dove Messina non ha potuto sbagliare da 2 passi per battere Di Paola. L'Aspra che era partito bene nei primi minuti, poi è venuto fuori il Castellammare con 2-3 occasioni. Ce n'è stata anche una davanti la porta sprecata malamente per Ba. Poi tutto fermo per fuorigioco. Sisè è stato impegnato però in un paio di interventi su Ganci e Calagna. Poi è arrivato il gol da parte di Messina, che praticamente è riuscito a impensierire assieme alla sua squadra soltanto in questo modo Di Paola. Si gioca in mezzo al campo. C'è stato un cambio nel corso dell'intervallo, è uscito Lampo, è entrato al suo posto Frisella, che si è andato a posizionare a sinistra, la sua fascia, ma in proiezione offensiva. Praticamente da esterno d'attacco. Occhio all'inserimento qui di Riccardo Tarantino e calcio d'angolo per il Castellammare. Milana è passato a destra. Occhio al cross in mezzo, primo palo, pallone allontanato adesso da Nicosia. Lo facciamo dunque il recap delle formazioni con il Castellammare in maglia nera, Di Paolo in porta, Cagliozzo Caronia, inizialmente con Lampo, Riccardo Tarantino in difesa, al posto di Lampo è entrato Frisella, centrocampo con Milana, Pizzolato e Musso, in attacco Ganci, Ba e Calagna. Insiste la squadra di Giuseppe Mione, che in panchina ha Cacciatore a disposizione per la porta, poi Amato, Cardinale, Cina, Salvo Messina, Taibi, infine Danilo e Mattia Terranova. Aspra invece in tenuta giallo-verde con Sisè in porta, Terrasi, Giuffrida Piscopo e Giuseppe Tarantino in difesa, Costantino, Palazzo, Bonanno e Nicosia a centrocampo, attacco con Gio e Domenico Messina, in panchina Crisafulli è il secondo portiere, poi Marciante, Morana, Palmeri, Balsameli, Santaguida, Barbera, Sanyong e Tomasino, tutti a disposizione del preparatore atletico Marco Tagliareni, che oggi prende il posto di Giancarlo Ferrara, squalificato, seduto in tribuna. Partita a porte chiuse, riservata a tesserati e giornalisti. Per via di un disguido, la questura di Trapani ha chiuso le porte della Matranga per il pubblico.
per la durata di 2 settimane. Ok, il lancio lungo per Malik Ba, che sterza sul mancino. Ba vuole allargare tutto verso Frisella, il suo è un pallone corto, arriva prima di lui Nicosia, che si va a guadagnare anche la rimessa dal fondo per Lamine Cissé. Riscaldamenti a bordo campo sia da una parte che dall'altra. Già nel corso del primo tempo è iniziato a scaldarsi Frisella, infatti è entrato poco prima di andare con la ripresa. Nel secondo tempo vedremo gli altri subentrati all'opera. Castellammare che ha in panchina Dario Taibi, 2 gol nelle ultime 2 partite, tenuto a riposo oggi da Mione. Invece l'Aspra ha possibilità di ricambi in attacco con Barbera e Sanyong. C'è anche l'ultimo arrivo, ovvero Dario Morana, terzino arrivato dall'Unitas Sciacca, oggi alla prima convocazione in giallo-verde. Frisella non è buono il suo aggancio, si sta giocando anche l'altro anticipo di questo pomeriggio, con l'Oratorio Marineo in vantaggio a sorpresa in casa dell'Athletic Palermo 1-0, il gol di Nunes Correia. Partita iniziata alle ore 14:30, infatti manca poco meno di un quarto d'ora, siamo vicini all'80°. Domenico Messina, intercettato da Pizzolato. Qui al Matranga ci sono stati anche 3 ammoniti, uno nel Castellammare Lampo. Per questo probabilmente Mione lo ha sostituito. Nel secondo tempo ancora i gialli devono arrivare. Nell'Aspra sono arrivati con Giuffrida e Domenico Messina. Ancora Pizzolato a mettersi in mezzo nelle proposte di passaggio nell'Aspra. Costantino, Pizzolato, serie di colpi, il pallone non è uscito. Terrasi vince il rimpallo, poi sbaglia il cross. Il pallone arriva dall'altro lato. Non contento Tagliareni in panchina. È rimasto giù però Pizzolato, il capitano del Castellammare. L'arbitro Rosario Pavano di Enna va a sincerarsi delle sue condizioni. I 2 assistenti sono invece Elisabetta Gianquinto e Flavio Minaudo, entrambi della sezione di Marsala. Dicevamo di Barbera e Sanyong che potrebbero entrare nell'Aspra. Si stanno riscaldando anche Tomasino e proprio il nuovo acquisto Dario Morana. Lato Castellammare invece ci sono Danilo Terranova, Gianluca Cardinale, tornato settimana scorsa in occasione della trasferta di Mazzara del Vallo dopo l'infortunio della prima metà di stagione. Pizzolato è momentaneamente fuori, Castellammare in 10 al momento.
Occhio al retropassaggio, è praticamente un regalo per Ganci, entra in area il tiro di Ganci, finisce sul fondo, occasione colossale per il Castellammare con il retropassaggio per Ganci, che ha avuto un'occasione gigantesca per il pareggio. Sospiro di sollievo enorme per l'Aspra. Pizzolato torna in campo, parità numerica ristabilita, nonostante l'uomo in meno per questi secondi che sono passati. Il Castellammare ha avuto praticamente l'occasione più grande della propria partita, escludendo le parate di Sise, che alla fine dei conti sono state per lo più centrali. Calagna dal limite, la conclusione diretta in porta, si riscatta così Ganci. Il Castellammare pareggia con il suo classe 2004 1-1. Si dice gol sbagliato, gol subito. Ganci il gol lo ha sbagliato, ma ha rimediato subito. 1-1 al Matranga. Esultano anche i tifosi che stanno guardando la partita dall'esterno dello stadio, dietro la porta, adesso protetta da Di Paola, alla destra dei vostri teleschermi. Il gol di Ganci, che fa così 5 in campionato, aveva segnato nei 5 segnati dal Castellammare in casa della Mazzara. Parità ristabilita, adesso la partita si fa interessante e tra poco entrerà in campo Gianluca Cardinale. Un ritorno importante per Giuseppe Mione, è rimasto in panchina a Mazzara oggi. Mione sente di dargli quei minuti importanti. Il rilancio di Di Paola. Continua a lottare Nicosia a terra assieme all'attaccante della Castellammare. Poi c'è uno scontro in campo con Frisella a terra, Terrasi allontanato da Tagliareni, il preparatore atletico dell'Aspra. C'è stato qualcosa. L'arbitro richiama Terrasi e già lì Frisella. Ammonizione per entrambi, con Terrasi che alla fine non ha accettato la stretta di mano con Frisella. Cambio nell'Aspra, pronto ad entrare Mattia Barbera, esce Costantino. Primo cambio anche per Tagliareni. Ed eccolo qui, il ritorno in campo di Gianluca Cardinale, prende il posto di Pizzolato. Qualche applauso anche per lui. Ritorno fondamentale a centrocampo per Mione. Ultima partita giocata
all'ultima partita dello scorso campionato di eccellenza. Quest'anno è stato fermo, non ha avuto modo di trovare spazio. L'ultima presenza fu proprio qui al Matranga contro il GLFC. Castellammare vinse per 3-1, condannando definitivamente il GLFC al play-out contro l'Oratorio Marineo, che poi ha perso. Il GLFC che in estate si è andato a fondere con il Gela, che intanto aveva perso la finale playoff in promozione. Ripescaggio ottenuto. Cardinale, lancio profondo verso Milana, è sempre sua, servizio dietro per Calagna, si gira il mancino di Calagna, Sise. Insiste il Castellammare, che sembra averne di più rispetto all'Aspra, che comunque ha buttato in campo un attaccante in più come Barbera, che adesso colpisce di testa. Messina è più arretrato, gioca praticamente in mediana, però più in alto rispetto a Palazzo. Quindi Messina trequartista con Giglio e Barbera in attacco. 4-3-1-2 per l'Aspra, con Bonanno mezzala a sinistra, Palazzo appunto in mediana, Nicosia mezzala a destra, difesa invariata. Va, serve dietro, pallone per Musso, verso il secondo palo ancora Calagna. Palazzo la calcia addosso però alla testa di Musso. Intervento falloso di Palazzo sempre su Musso. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro. La punizione per il Castellammare. Palazzo allontana la proposta di Calagna. Cardinale recupera lui, adesso con la fascia al braccio, ereditata da Pizzolato. Barbera fermato da Riccardo Tarantino. Nel frattempo c'è calcio di rigore per l'Athletic Palermo al 90° contro l'Oratorio Marineo. Trasformato adesso da Caronia, 1-1 quindi a Terrasini tra Athletic e Oratorio. C'è ancora il recupero con il Marineo, che fino praticamente a poco fa stava sfiorando il colpaccio. Appunto vedremo cosa succederà nei prossimi minuti. Qui al Matranga invece c'è una punizione per l'Aspra, con Raffaele Palazzo alla battuta. Due in barriera, Calagna e Ganci.
Parte Palazzo verso l'interno, allontana di testa Frisella. Bonanno dietro da Sisi. Di testa Ganci, va abbondantemente in fuorigioco. Lancio verso il limite dell'area, Cardinale la tocca, pallone scambiato con Ganci, adesso Frisella, l'appoggio per Cardinale, lo attacca Domenico Messina, Riccardo Tarantino, l'appoggio di Frisella, Cardinale in profondità, da Ganci arriva Giuffrida ad alzarla, Terrasi contro Frisella, arriva Ba, che mette in movimento Frisella, prova il tacco, prova la conquista del calcio di rigore, ancora Ba, cross in mezzo, si coordina Calagna, che calcia male dal cuore dell'area di rigore, ancora Calagna, insiste, Mancino alto, super chance per Gianni Calagna, da buonissima posizione, a un passo dalla rimonta il Castellammare con Calagna, occasione clamorosa. In qualche modo se l'è cavata lì in mezzo, poi ha calciato alto il numero 10 della squadra di casa. Cambio nell'Aspra, pronto al debutto Dario Morana in giallo-verde. Per l'arbitro ancora non si va, occhio al rischio che si prende Caiozzo, c'è il tiro, anche questo gestito male di Giglio, probabilmente poteva farsi qualche metro in più, ha preferito calciare subito. Nella classe 2004 si va con il cambio per l'Aspra, esce Palazzo, al suo posto Morana. Può fare anche il centrocampista Morana, oltre che il terzino. Sembra aver preso la mattonella della mezzala destra, Domenico Messina scivola sul pallone, Frisella corre, non lo prendono, ancora avanti Frisella, quasi tutto il campo, palla al piede, palla, appoggio per Ganci, arriva Bonanno, tra i migliori nell'Aspra oggi. Sisi, ci pensa lui a spazzare, risolve Caronia. Cardinale, lancio morbido per Ba, non aggancia, è comunque sua questa palla. Caronia allarga nuovamente, il cross in mezzo da parte di Milana, trovato in posizione di fuorigioco. Sise cerca la sponda, Barbera, Domenico Messina, Giglio vince il rimpallo nonostante la scivolata di Caronia, prova a spazzare Riccardo Tarantino, poi trattiene quasi per inerzia Giglio,
I due creano una discussione accesa. Gio viene calmato da Frisella e Caronia. Situazione che si va a placare. Colpo di testa, arrivano in due su questo pallone Frisella e Cardinale. La chiusura del nuovo capitano di casa in fallo laterale. Battuto adesso da Terrasi, Barbera trattenuto da Frisella, Cardinale, ganci, scambiano i due, Cardinale a lanciare Ba da solo in fascia, deve recuperarlo Giuffrida, Ba si ferma a sfidare Giuffrida, rientra sul destro, sterzata sul mancino, ancora Ba, Giuffrida cerca anche il fallo, il tiro murato in qualche modo da Bonanno, che serve dietro Sisi, che si permette anche il palleggio per spazzarla il più lontano possibile. Ha cercato il contrasto lì in area di rigore Giuffrida. Bah, non è stato fermato lo stesso. Bonanno, finta di corpo, poi finisce per complicarsi la vita il rinvio di CJ, Barbera di testa, anche Domenico Messina, il recupero di Morana, pallone per Barbera che gira tutto in maniera un po' violenta con il pallone verso Domenico Messina. Aspra che voleva la rimessa dopo il pallone di Morana. Il pallone sembrava già essere fuori. Gioco però fermo. Per un giocatore della Castellammare a terra. Si continua comunque a giocare. Castellammare nuovamente in 10. È finita nel frattempo a Terrasini 1-1 tra Athletic Palermo e Oratorio Marineo. Con questo risultato l'Athletic fallisce la rimonta in classifica sul Castellammare. Castellammare momentaneamente a 26, sempre al quinto posto. Athletic Palermo che sale a 24. Oratorio Marineo che invece aggancia la Folgore Castelvetrano al 10° posto, andando a staccarsi dal Casteldaccia che occupa il primo posto della zona playout. Cambio nel Castellammare, pronto ad entrare Danilo Terranova. Esce Calagna. Terzo cambio per Mione. Sono entrati Cardinale, Frisella e adesso Danilo Terranova. Nell'Aspra invece Morana e Barbera. Barbera prova ad allungarsela da solo.
La prende Di Paola. Colpo di testa da parte di Nicosia. Danilo Terranova tocca il suo primo pallone del pomeriggio. Arriva però nella zona di Giuseppe Tarantino. Cagliazzo risponde, scambia con Musso. Milana e il Castellammare gestisce. Va. Evita Bonanno. Pallone per Danilo Terranova. Traversone deviato. Pallone spazzato dall'Aspra. In difesa. Cerca l'aggancio Morana. Ne esce fuori un passaggio comunque utile per Barbera, che vuole ricambiare il favore. Si va dietro da Di Paola. Lancio profondo. A terra Giuffrida, senza fallo secondo l'arbitro. Musso. Cardinale allarga nuovamente, fuori gioco però di Milana. C'è cartellino giallo estratto dall'arbitro. Punizione effettuata, ma si deve aspettare ancora l'arbitro. Si stava finendo di annotare. La munizione di Milana. Tra poco entrerà Taibi nel Castellammare. Mossa offensiva in vista per Mione. Aspra in proiezione offensiva. Gio evita Milana, si prende il calcio d'angolo. Una serie di dribbling dell'esterno giallo-verde. Bonanno batte questo calcio d'angolo. Tutti dentro, tanta confusione. Secondo palo, Domenico Messina aggancia, cross da fermo. Bonanno, stop di petto, sinistro di controbalzo, esce malissimo. La Castellammare aveva chiesto il cambio, l'arbitro se n'è accorto, ma un secondo prima è stata effettuata la battuta della rimessa in gioco. Ganci, Danilo Terranova, rimontato da Nicosia. Domenico Messina. Lancio profondo sempre verso Barbera. Di testa Giuffrida. Domenico Messina, c'è anche l'arbitro in zona che da regolamento interrompe tutto. Adesso si può andare con il doppio cambio per il Castellammare. Dentro Cina e Taibi. Queste le scelte di Mione. Ancora però non si può andare. Va. Vedere il pallone scendere. Ciò che ha davanti ai suoi occhi Cardinale. Frisella si sgancia così. Ganci calcia, sì.
Cambio in vista anche nell'Aspra, sotto indicazione di Giancarlo Ferrara verso Marco Tagliareni. Uscirà tra poco Gio, entrerà Sanyong per tentare il tutto per tutto, anche se il Castellammare sta avendo la meglio sulla possesso palla e anche sulle occasioni in questa ripresa. Adesso il Castellammare può andare con il cambio, c'è anche quello dell'Aspra. Entra Taibi, esce Ganci, l'autore del gol dell'1-1. Entra Cina, esce Cagliozzo. Questo è il doppio cambio per il Castellammare. Nell'Aspra, come abbiamo anticipato, esce Gio, al suo posto Sanyong. Diversa esperienza per Sanyong nel campionato di eccellenza, ma la prima parte di questa stagione l'ha fatta al San Giorgio Piana in promozione. Occhio invece lato Castellammare a Dario Taibi, 2 gol nelle ultime 2 partite, fuori gioco qui, fischiato. Su Danilo Terranova. Di testa Cina, riesce il passaggio per il Castellammare. Musso, Cardinale, lancio profondo, corre, va, che aveva superato in velocità Piscopo, ci ha pensato Giuffrida. Sanyong, primo pallone per lui, di testa Bonanno, Barbera se la stava portando in profondità, l'aggancio di Bonanno fermato da Milana. Conquista la punizione invece Musso. Ultimi 7 più recupero da giocare. Avanza il Castellammare, trovato controtempo Taibi. L'ha vista all'ultimo. Occhio al rischio che si va a prendere Piscopo. Lancio lungo di Giuffrida. Barbera la prende con il braccio. Milana si prende la rimessa anche lui. Si va avanti così verso il finale di partita. Riccardo Tarantino, Frisella, Cardinale. Il pallone viene servito su Taibi che la tocca per ultimo, la rimessa per l'Aspra. Cardinale controlla fino all'ultimo, vuole la giocata. Intervento falloso su Riccardo Tarantino. Lancio profondo, Frisella sponda per Ba, la mantiene in campo sì, ma è impossibile da prendere per i compagni e anche per lui. Domenico Messina cade giù, fallo.
Vuole questa rimonta il Castellammare. Per impreziosire ancora di più questa striscia di risultati che lo hanno portato fino alla zona playoff. Milana resiste al contrasto, ancora Domenico Messina. Non passa Danilo Terranova, allora Messina ancora in profondità da Barbera, pallone spazzato da Riccardo Tarantino, di testa Giuffrida, ci si contende il pallone a centrocampo, recupero di Nicosia, falloso con la mano. Ancora Cardinale, va verso il limite dell'area, verticalizzazione per Taibi. Pallone su Sise. Non si sono intesi i due attaccanti. Barbera di testa, non arriva Sanyong. Cina verso Ba, prima di lui Piscopo, Nicosia, Bonanno. Controllo ok per l'arbitro, cercato Sanyong, esce anche Di Paola al limite della propria area di rigore. Sbaglia il colpo al pallone Taibi. Barbera lamenta la trattenuta. Cardinale, lancio lungo, Giuffrida, Bonanno, Domenico Messina, stop, scivolata di Barbera, la manda però indietro Giuffrida, ancora da Messina, si gira, Barbera verso l'interno, tanti palloni a centrocampo, adesso Danilo Terranova da Ba, si accentra Malik Ba, cambia tutto Musso, si cerca il passaggio vincente con Milana. Cina adesso a trattenere Giuseppe Tarantino, giallo in vista per Cina che se lo va a prendere. Nel Castellammare ammoniti titolari 1, ammoniti dalla panchina 2. Con Lampo che è stato sostituito proprio per evitare un ipotetico doppio giallo. Rimessa a Castellammare, vicini al tempo di recupero. Sanyong stava arrivando, il passaggio verso Barbera, intercettato, va sempre sul pallone, poi lo affida ai compagni, girato tutto da Frisella, traversione dentro, Sise, 4 di recupero, lancia verso Sanyong, vuole l'aggancio, deve fare i conti con Cina che lo chiude in fallo laterale.
Non ha fretta l'Aspra, sembra essere così. Data la corsa di Giuseppe Tarantino verso la battuta di questa rimessa laterale che arriva, Cardinale di testa, ancora Tarantino, nuova alzata, Cardinale, anche lui non benissimo, Barbera, appoggio, c'è il tiro al volo alto di Morana. Vuole fare in fretta per crederci, invece il Castellammare, trattenuta su Taibi. Il calcio di punizione. Cardinale vuole un altro po' di distanza. Il suo lancio, pallone protetto nella zona della bandierina da Taibi. La rimessa laterale con Nicosia che trattiene per qualche secondo in più il pallone, batte Frisella. Cardinale scivola sul pallone, è soltanto rimessa dal fondo. Voleva il calcio d'angolo il Castellammare. Il rinvio di Sisè, metà recupero, ormai se n'è andato. Musso, pallone anonimo, ancora Sisè. La pressione di Taibi sul portiere dell'Aspra che temporeggia. Il colpo di testa di Sanyong, ancora Frisella, sempre verso Taibi. Da una parte lui, dall'altra Sanyong, gli attaccanti cercati per questo finale di match. Doppio colpo, Nicosia spazza, ribadisce anche Caronia, pallone giù, lo va a prendere Bonanno che sale per l'Aspra, poi gira non perfettamente per Morana, ma c'è Barbera. Il passaggio per Domenico Messina che allarga ancora, Bonanno, il pallone stava per arrivare a Messina che si era infilato, è ufficiale l'1-1 tra Castellammare e Aspra. Finisce così il match del Matranga. Il gol di Domenico Messina al 25esimo, ha risposto Ganci al 57esimo. L'Aspra ha voluto conservare il pareggio nel finale, non è riuscita. La rimonta al Castellammare che comunque continua una striscia di risultati abbastanza utile nel corso di queste ultime partite giocate. È il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Mazara e praticamente il risultato utile numero 6 nelle ultime 7 partite. In mezzo c'è stata soltanto la sconfitta contro la super giovane Castelbuono. Un punto in classifica, la squadra di Mione sale a 26, rimane in zona playoff. Comunque mantiene le distanze dall'Athletic Palermo, 3 punti più giù era la Speranza, poi l'Atletic ha pareggiato, rimangono dunque 2. Castellammare dunque quinto, sempre a 26, Atletica 24, l'Aspra invece scavalca momentaneamente il Mazara
al penultimo posto, Aspra 9, Mazzara 8, in attesa di tutte le gare di domani pomeriggio che daranno un quadro più completo di questa 17ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Nel prossimo weekend invece l'Aspra giocherà di nuovo di sabato contro il Fulgatore in casa al Comunale di Bagheria, calcio d'inizio alle ore 14. Il Castellammare invece giocherà in casa dell'Oratorio Marineo domenica prossima alle ore 15. È tutto dal Matranga, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Giracci.